c'è grande concentrazione in questa vigilia da parte dello staff, da parte dei ragazzi. Dovremmo essere molto bravi, a ripetere la stessa gara, le stesse 2 gare che abbiamo fatto al Palaverde lontano da Treviso, e soprattutto deve avere grande compattezza. L'ultimo metro si percorre in terra di Sicilia. Per i tifosi può e deve essere l'ultimo metro quello che separa Treviso dal paradiso. Rima baciata come il bacio sono state le 2 gare che hanno visto l'Aldelonghi imporsi contro Capodorlando nella finalissima davanti al Palaverde. Stavolta però ci si sposta armi e bagagli nel covo degli avversari, poco disposti a veder sfumare la promozione, soprattutto davanti ai loro supporters. Ma la sensazione di potenza espressa dai ragazzi di coach Menetti sembra inscalfibile. A poche ore dal match la ricetta è sempre una. La grande forza del gruppo di reagire ai momenti di difficoltà e per il resto giocare 40 minuti veramente con grandissima intensità. Treviso ha un passo da quella Serie A1 che non vede dal 2011, quando era ancora targata Benetton. Poi la nascita del Consorzio Universo Treviso Basket, quel miracolo societario e sportivo che in 8 anni ha riportato il capoluogo della marca laddove deve stare. Supporters partiti per Capodorlando, ma c'è una città intera in attesa. E stasera alle 20:45 a San Tommaso, maxi schermo per seguire la gara. Si aspetta il pienone, si spera nella festa, incrociando le dita fino al fischio finale.